Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza congiunta con il presidente algerino sigla un accordo sarà utile all'Europa intera. L'Italia può diventare hub per la distribuzione di energia. Bilancio del sistema previdenziale italiano, i giovani sempre più penalizzati, le proposte della UIL di Agrigento. Gli studenti dello Ierna, scuola di tutela ambientale, dai carabinieri a TVA, da Mariamico in azienda e da un chimico, si preparano alla finale del progetto Senato e Ambiente. Raccolta di indumenti e calzature usati, collocati e funzionanti, i 38 contenitori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il premier Giorgia Meloni in Algeria. L'Italia può diventare un hub per la distribuzione di energia. Il servizio di apertura è di Lello Casesa. L'accordo raggiunto ieri tra il governo italiano e l'Algeria rappresenta un primo importante tassello sulla delicata vicenda energetica del nostro paese. Difatti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal presidente di Confindustria Bonomi, ha siglato ben 5 accordi bilaterali a partire da quello energetico. Per l'Italia questo accordo diventa fondamentale per garantire energia per il futuro al nostro paese, isolando sempre di più la Russia, e riesce a colmare il vuoto in Africa creato volutamente da Russia e Cina. L'Algeria diventa in questo modo primo fornitore di gas e potenziale partner del piano Mattei, con i tanti vantaggi per trasformare l'Italia in un hub energetico, una porta sull'Europa, fondamentale per garantire stabilità energetica. Gli accordi siglati ieri rafforzano le ottime relazioni tra i due paesi nel campo politico, economico e culturale, e di 4 accordi privati su idrogeno e riduzione del gas serra. L'Italia e l'Algeria stringono rapporti fra le imprese sulla cooperazione industriale. Da marzo Fiat produrrà auto e moto a Urano e vogliamo produrre la Vespa. Cooperazione aerospaziale, siglato un memorandum fra le 2 agenzie nazionali digitale e navale sul dossier energia. L'Algeria ha bisogno del ponte verso l'Europa offerto dall'Italia, che deve risolvere il problema dei gasdotti che attraversano il nostro territorio. Il capo dell'esecutivo Giorgia Meloni, rientrata in Italia, dovrà occuparsi delle questioni che riguardano la giustizia. Con le polemiche degli ultimi giorni al suo ministro sulle intercettazioni, dovrà occuparsi della delicata vicenda dell'autonomia tra le regioni, lo sciopero dei benzinai ed il nodo sulle concessioni balneari. Il bilancio del sistema previdenziale italiano, i giovani sempre più penalizzati, le proposte della UIL di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il quadro delle pensioni è tutt'altro che roseo. A spiegarlo è il 10° rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano prodotto dal Centro Studi Itinerari Previdenziali, che per primo aveva messo in luce i rischi derivanti dallo stretto rapporto tra occupati e pensionati. L'Italia si conferma quindi tra le nazioni peggiori in Europa sul fronte occupazionale, con solo il 39% di lavoratori in rapporto alla popolazione, è distante di 10 punti percentuali dalla media europea per occupazione femminile e giovanile. Il segretario della UIL di Agrigento, Gero Acquiso, afferma come, se pensiamo al nostro territorio dove il mercato di lavoro è pressappoco inesistente e l'attuale complesso contesto economico e sociale, le pensioni rimangono uno dei temi prioritari da affrontare per rispondere ai bisogni dei lavoratori e dei pensionati. Come ripeto, afferma Gero Acquiso, segretario provinciale della UIL, nella nostra provincia i giovani sono stati già abbastanza mortificati da un sistema che non li fa entrare davvero al 100% a lavorare e non gli consente pertanto di costruire un futuro né dal punto di vista sociale né da quello previdenziale. Se trovare un lavoro è un problema, pensare alla pensione è un'utopia. Le proposte del sindacato, continua Gero Acquisto della UIL, indicano la necessità della creazione di una pensione contributiva di garanzia, collegata eventualmente graduata rispetto al numero di anni di lavoro e di contributi versati, che consideri e valorizzi in ambito previdenziale i periodi di disoccupazione, di formazione, di basse retribuzioni, per assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Bisognerebbe inoltre rilanciare le adesioni alla previdenza, conclude Gero Acquisto, da anni sostanzialmente stagnanti, rendendola effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e a quei giovani
in quanto rappresenta la possibilità di un supporto economico che diventa sempre più significativo e importante. Operazione antimafia a Palermo, 7 arresti, i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato 7 persone con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il blitz coordinato dalla DDA guidata dal procuratore Maurizio De Lucia ha colpito la famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale, provincia di Palermo, e i suoi vertici, già condannati in via definitiva e tornati liberi dopo aver scontato la pena. In cella sono finiti uomini d'onore riservati, sfuggitivi, finora alle indagini, che sarebbero stati chiamati in azione solo in momenti di criticità per la cosca. Per 5 indagati è stato disposto il carcere, per 2 i domiciliari. L'operazione condotta tra Riesi, nel Nisseno e Rimini ha consentito quindi di smantellare la famiglia mafiosa di Rocca di Mezzomonreale, costola del mandamento palermitano di Pagliarelli, confermando ancora una volta le storiche figure di vertice, già in passato protagonisti di episodi rilevantissimi per la vita dell'associazione mafiosa, come la gestione del viaggio a Marsiglia del boss Bernardo Provenzano per sottoporsi alle cure mediche o la tenuta dei contanti con l'ex latitante trapanese recentemente arrestato Mattea Messina Denaro. Giunta regionale, cambio di deleghe, Amata al turismo e Scarpinato ai beni culturali. Lello Casese. Come preannunciato da alcuni giorni, lo scambio di deleghe interne tra il turismo ed i beni culturali è avvenuto. Il governatore Schifani ha infatti firmato il provvedimento con il quale cambia la delega a Scarpinato, assegnandogli la casella dei beni culturali, ed Elvira Amata, fedelissima di Manlio Messina, la delega al turismo. Ieri il governatore aveva nominato i dirigenti generali al Dipartimento Turismo ed oggi, con un provvedimento, provvede al cambio di delega tra i 2 assessori, entrambi provenienti da Fratelli d'Italia. Il caso Cannes ha acceso l'attenzione mediatica facendo esplodere tutto con la revoca in autotutela di tutti i provvedimenti adottati in precedenza e la mediazione voluta dai colonnelli romani per chiudere la partita prima possibile evitando la crisi. Una scelta fortissima voluta in primis da Schifani e sostenuta dall'intera maggioranza. L'opposizione, al contrario, attacca il provvedimento ritenendolo farsa e acqua sporca. È il minimo che Schifani potesse fare, lo afferma il deputato del PD Nello Di Pasquale, commentando il cambio di deleghe. Come PD avevamo chiesto un segnale con la revoca della delega Scarpinato e così è stato. Resta la gravità di quanto accaduto. Schifani venga in aula a riferire su queste assurde modalità di promozione della Sicilia. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un'enorme presa in giro ai siciliani. Qualcuno dica a Schifani che i cittadini non hanno l'anello al naso, ha affermato il capogruppo Antonio De Luca. Secondo Pentastellate il governo concretizza la più grossa presa in giro ai siciliani degli ultimi anni. Se Scarpinato è responsabile dell'affare Cannes, non comprendiamo come possa essere idoneo per qualsiasi altra casella della Giunta. L'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro in finale al concorso Senato e Ambiente. Gli alunni stanno costruendo la loro proposta concreta volta a contrastare l'inquinamento che deriva dalle acque di vegetazione. I dettagli nel servizio. Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro in assetto da commissione parlamentare di indagine. Obiettivo la tutela dell'ambiente. Sono già in finale e stanno partecipando al progetto concorso Senato Ambiente del Senato della Repubblica Italiana. L'iniziativa si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l'attuazione nel proprio territorio e di stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Il progetto concorso prevede infatti che gli studenti individuino una questione di interesse ambientale su cui ritengono sia opportuno intervenire, svolgano in classe sul territorio un'attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme dell'indagine conoscitiva e predispongano un documento conclusivo. L'argomento scelto dall'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro è l'inquinamento che deriva dalle acque di vegetazione. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di fare video e di interviste tematiche a supporto del loro progetto che prevede il riutilizzo di queste acque. In modalità IBSE hanno
imparato a fare domande, a dare risposte e soprattutto trovare soluzioni. Hanno visitato un frantoio, hanno incontrato a TVA Televideo Agrigento Claudio Lombardo di Mare Amico. Perché le acque di vegetazione inquinano? Le acque di vegetazione sono un fertilizzante, però se vengono utilizzate in maniera impropria, come quella di abbandonarla nei torrenti, nei fiumi e nei mari, provocano un grave inquinamento. È stato calcolato che le acque di vegetazione sono circa 200 volte più inquinanti delle fogne, perché sottraendo l'ossigeno all'acqua provocano la moria di tutto, sia della flora che della fauna, quindi non debbono assolutamente essere versate nei torrenti e nei mari. E come si possono smaltire? Ci sono diversi modi di smaltirli legalmente, innanzitutto quella della diffusione a determinati quantitativi nei terreni dedicati. Quando si soffondono nei terreni dedicati funzionano come fertilizzanti, se invece vengono abbandonati nei terreni provocano la morte proprio dei terreni, oppure possono essere portati in impianti adeguati alla loro neutralizzazione, impianti di smaltimento. E che danni provoca all'uomo? All'uomo provoca danni diretti e indiretti, perché innanzitutto dove si diffondono nei mari e nei fiumi provocano la morte dei pesci, e all'uomo provoca anche irritazioni. In ogni caso non possono essere, è vietato abbandonarli in natura, e non è giusto abbandonarli in natura. E considerando che una sigaretta si consuma dai 5 ai 12 anni, l'acqua di vegetazione in quanto tempo si consuma? Lì è una storia un po' diversa, perché le acque di vegetazione quando arrivano nei fiumi fanno quei danni che ho appena detto, ma per fortuna si diluiscono, e quindi gli effetti nefasti e deleteri di queste acque vengono diluiti, però per almeno un mese, quando vengono rilasciate in acqua e nel mare provocano danni, e la diluizione è il loro metodo migliore che la natura applica per cercare di smaltirli. Le acque di vegetazione, invece che essere gettate, potrebbero essere riutilizzate e quindi anche trarne profitto? Certamente, innanzitutto, come dicevo precedentemente, come fertilizzanti, ma anche i sottoprodotti, i fenoli, di cui sono ricche le acque di vegetazione, possono essere utilizzate per i prodotti cosmetici. Molte ditte lo fanno, e quindi sarebbe il caso di andarli a recuperare invece di abbandonarli in natura. Gli alunni sono stati poi al comando dei carabinieri. Ad accoglierli il comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stingo, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo, comandante del centro anticrimine natura, e il capitano Marco Larovere, comandante della compagnia di Agrigento. Hanno visionato dati, video e documenti che raccontano le caratteristiche di questo reato ambientale. Cosa ne pensano i cittadini dei reati ambientali? C'è una sensibilità sempre maggiore, soprattutto da parte dei più giovani, verso i reati ambientali. I reati ambientali sono tutti quei reati che impattano direttamente sulla natura e quindi che hanno dei riflessi sulla vita dell'uomo, sull'individuo. Sono tutti quei reati che danneggiano la nostra salute. Lo possono fare direttamente o indirettamente, si può avere una percezione maggiore o minore, cioè una percezione maggiore quando vediamo le nostre strade sporchissime, piene di sacchetti di rifiuti abbandonati, quando vediamo le acque del mare o dei fiumi che cambiano colore, c'è una percezione minore quando ingeriamo i pesci che vivono in quelle acque, che magari hanno loro stessi ingerito delle microplastiche, quando gli animali di cui talvolta ci nutriamo, così come i vegetali, sono pieni di sostanze nocive. Questo è il vero danno all'ambiente, ed è un danno che finalmente è stato inserito nella Carta Costituzionale, quindi tra i beni supremi da tutelare. E che pena è prevista? Sono previste delle pene molto severe. Le più severe sono quelle per distruzioni ambientali, quindi quelle che vanno a colpire in maniera irreparabile il nostro pianeta. Poi ci sono anche delle pene un po' più lievi, che sono delle semplici contravvenzioni per chi lascia abbandonati dei rifiuti. Sono comunque delle pene importanti, perché sono delle pene che vanno a influire sulla nostra sensibilità, cioè sul fatto che chi commette un reato, a differenza di quelli che sono i crimini predatori, quindi di chi ruba, di chi fa rapine, commette un reato ai danni di tutti.
ciò che lui crea, il danno che lui crea, non lo crea soltanto per una persona, lo crea per tutta l'umanità. Quanti frantoi ci sono in provincia? Frantoi non abbiamo un numero ben definito perché variano da zona a zona, ci sono zone che hanno una vocazione maggiore dal punto di vista olivicolo e zone che hanno una minore vocazione. Abbiamo una forte concentrazione nel territorio della competenza di Sciacca e Ribera, una buona presenza anche nel territorio montano. Quanti di questi sono stati denunciati perché hanno inquinato? Negli anni abbiamo denunciato 8 imprenditori, chiuso 4 attività ed elevato sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro. Che pena è prevista per chi inquina? A secondo del grado di inquinamento, la violazione è quella del 152, quindi si va dallo smaltimento illecito di rifiuti, ma in taluni casi si può rubricare anche la distruzione di bellezze naturali o comunque degli alvei che sono protette ope legis. Secondo lei sono consapevoli del danno ambientale che fanno? A volte sono consapevoli, a volte l'ignoranza gioca dei brutti scherzi, nel senso che si ha la errata convinzione che trattandosi di un prodotto che deriva appunto dalla molitura delle olive possa non essere così gravemente inquinante come invece i dati scientifici ci dimostrano essere appunto l'acqua di vegetazione. Altro appuntamento alla SEAP, azienda nata oltre 30 anni fa e cresciuta diventando una delle maggiori realtà imprenditoriali siciliane nel settore ambientale, operante nel campo della gestione dei rifiuti anche liquidi. Ad accoglierli Nicola Svella, amministratore unico della SEAP Depurazione Acque SRL. Avete detto che di solito le acque di vegetazione non arrivano in questa azienda, però in caso dovessero arrivare, qual è il processo che viene svolto? E allora, come vi raccontavo, noi abbiamo un impianto, quello della SEAP Depurazione Acque, che riceve rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi. Tra le matrici in ingresso all'interno dell'impianto possiamo assolutamente ricevere anche le acque di vegetazione, eppure ne riceviamo una quantità davvero modesta. Adesso non so dove vada tutta l'altra acqua di vegetazione che non arriva qua in impianto, però posso portare l'esperienza della SEAP Depurazione Acque e vi posso dire che noi riceviamo tantissimo percolato dalle discariche, colaticcio dagli impianti di compostaggio, rifiuti provenienti dalle aziende petrolchimiche che nell'estrazione del petrolio hanno un liquido di risulta che viene per l'appunto portato in impianti come quello della SEAP Depurazione Acqua al fine di essere trattato e infine ottenere un'acqua osmotizzata da gettare in fognatura. Le acque di vegetazione, se arrivassero, sarebbero trattate come un rifiuto urbano e ovviamente seguirebbe, come dire, il processo necessario al fine del trattamento. Però insomma la nostra esperienza è molto limitata, se non quasi zero, rispetto a questa tipologia di rifiuto. Le posso anche chiedere da quando esiste questa azienda e quanti impiegati ci sono a lavorare? Assolutamente, la SEAP Depurazione Acque nasce nel 2017 a seguito ovviamente della crescita della SEAP SRL, che è l'azienda madre, conta oggi 20 dipendenti ed è un'azienda insomma che funziona con questo numero di dipendenti e riesce a trattare ben 167.500 tonnellate all'interno di un anno. E da quando vi occupate di ambiente? Dal 1989. Infine il confronto con un chimico per vedere concretamente come un rifiuto può essere parzialmente smaltito ma anche riutilizzato. Come potrebbero essere gestite le acque di vegetazione all'interno di questa piattaforma? Allora, le acque di vegetazione possono essere gestite all'interno della nostra piattaforma come tutti i rifiuti liquidi che vengono inseriti nella programmazione settimanale. Tutti i rifiuti all'interno della nostra piattaforma vengono prima studiati tramite il loro rapporto di prova. Il rapporto di prova appunto ci dà un'idea di quello che è il rifiuto dalle analisi che vengono appunto correlate da questo documento. Quindi già un primo studio su carta di questi rifiuti viene fatto a monte. Una volta omologato il rifiuto, questo solo quando arriverà in impianto, quindi una volta arrivato in impianto,
viene trattato e vengono fatti i cosiddetti jar test, quindi le prove di trattamento per capire qual è il giusto trattamento e quindi gli ingredienti e i reagenti che devono essere impiegati per trattare questo rifiuto nel miglior modo possibile. Obiettivamente dobbiamo anche stare attenti all'impatto ambientale e quindi dobbiamo cercare di utilizzare il minor numero di reagenti in modo da abbattere gli inquinanti che noi vogliamo eliminare e quindi non eccedere nel quantitativo di reagenti che vogliamo utilizzare per ottenere il prodotto finito che a noi interessa. E il prodotto finito in tutta la filiera, quindi dall'ingresso del rifiuto fino all'uscita dall'impianto, fondamentalmente è un'acqua che voi avete ben notato, un'acqua che può essere riutilizzata. Le acque di vegetazione possono essere trattate, ovviamente vanno studiate sia dal rapporto di prova sia poi sul rifiuto in sé. Perché ogni rifiuto va trattato in maniera diversa per poi ottenere alla fine del nostro impianto un'acqua riutilizzabile. Parliamo del nuovo programma della Dante Alighieri, un'iniziativa ricca di vari avvenimenti. Ecco, ne parliamo prima con la dottoressa Ierna. Innanzitutto ringrazio il signor Sindaco, il dottore Franco Miccichè, perché presenta oggi insieme a noi questo programma. Una premessa da fare che secondo me è fondamentale: noi cerchiamo di diffondere la cultura senza incidere minimamente nelle casse né degli enti comunali né in altre associazioni, proprio perché crediamo nel volontariato culturale. Quindi tutti quanti partecipano a queste riunioni o in forma di relatori o come artisti o esperti, offrono la loro capacità, le loro competenze in maniera gratuita. Siamo convinti che questo programma tende a valorizzare anche i nostri talenti. Noi abbiamo tantissimi talenti nella nostra provincia, e a valorizzare anche i luoghi, valorizzare la nostra storia, e tramite la Dante, proprio che ha anche una piattaforma Dante Global, tutto quello che noi facciamo viene conosciuto al di là dell'Italia, ma in tutto il mondo. Quindi anche un modo per pubblicizzare le ricchezze del nostro territorio. È un programma che parte dall'anno internazionale 2023 del dialogo e della pace, perché siamo convinti che il dialogo in tutte le varie forme, in tutti i vari contesti, sia la soluzione migliore per risolvere problematiche varie. È rivolto a tutti, ai giovani, anche ai turisti, agli stranieri che vengono qui, ma anche ai nostri cittadini, e verrà pubblicizzato al massimo, perché pensiamo che gli incontri servano anche a fare stare insieme, a riflettere, a valorizzare. Le tematiche sono varie, partono dall'arte, come il titolo, mare e anche memoria, perché sono tre cose inscindibili e strettamente collegati. Sindaco, il apporto che darà l'iniziativa come comune? Sì, io ringrazio comunque la dottoressa Ierna, la professoressa Ierna, perché anche quest'anno ha stilato un programma ricco. Si parla di arte, mare, memoria. Questo è l'anno internazionale del dialogo per la pace, e ringrazio veramente tutti i partecipanti che come diceva la professoressa, in maniera autonoma e anche in maniera gratuita vogliono contribuire a arricchire la cultura che stiamo portando avanti. Abbiamo candidato infatti Agrigento a capitale italiana della cultura 2025. Penso che questo sia un tassello fondamentale che si va a unire agli altri tasselli per raggiungere il goal finale di un'eventuale vittoria. Parliamo adesso dell'ospedale di Ribera. Il deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo interviene sulla proposta avanzata al Ministero che lo vorrebbe far diventare ospedale di zona disagiata. Il nostro direttore Arturo Cantella. Approfitto per una domanda sull'ospedale di Ribera, finalmente buone notizie, lei lo ha mostrato anche in diversi comunicati stampa, insomma Ribera riparte alla grande, possiamo dire. Per Ribera era
era inevitabile, diciamo, dopo un investimento di milioni di euro, che ci fosse in qualche maniera una riorganizzazione di quel presidio ospedaliero. Inevitabilmente Ribera è un punto di riferimento per il Covid, è nato e si è investito per questo, però siccome questa pandemia noi ci auguriamo che finisca e già siamo, diciamo, in una situazione abbastanza favorevole in questo senso, è ovvio che Ribera deve essere rifunzionalizzato. Si è fatta una richiesta all'assessorato o meglio tramite l'assessorato al Ministero per riconoscere Ribera ospedale zona disagiata e nel frattempo far sì che questo pronto soccorso riparta. Mi preme sottolineare però che la rete ospedaliera, che ormai è scaduta e si parla di una nuova rete ospedaliera, aveva messo per esempio su Sciacca un investimento importante, quello di un ospedale DEA di primo livello. Bene, su questo e per questo motivo noi dobbiamo lavorare, perché indietro non si torna. È ovvio che la nostra ASP ha anche altri 3 presidi ospedalieri, il DEA di primo livello ad Agrigento e poi Licata e Canicattì, e anche su questi 2 presidi ospedalieri, per esempio Canicattì, si stanno facendo i lavori di pronto soccorso e quindi credo che anche Canicattì meriti la dovuta attenzione, come pure l'ospedale di Licata. È ovvio che in questo momento la cosa di cui maggiormente si risente è la mancanza di medici, quindi io mi auguro che intanto venga tolto il numero chiuso alla facoltà di medicina, e la ministra Bernini in questo senso sta lavorando, e soprattutto si possa fare in modo che i medici, magari i nostri isolani che sono fuori, possano ritornare e possano avere qui una prospettiva di lavoro, proprio tornando anche al tema di oggi, per poter dare le loro prestazioni e la loro formazione ai Vuole innalzare l'età pensionabile a 72 anni, volontario ovviamente, c'era questa proposta che ieri ho letto sui giornali. Sì, è una proposta, non so se verrà o meno diciamo considerata, però per esempio mi è capitato di sentire alcuni medici della nostra provincia che per esempio non sono andati in pensione con l'età pensionabile, ma proprio a causa o grazie al Covid stanno continuando a lavorare con contratti libero professionali, quindi un dato emerge intanto che oggi il settantenne è un settantenne che può dare molto, e quindi se ci fosse una proroga di 2 anni io penso che quelle competenze non vadano sprecate. Dall'altro lato però io credo che il fabbisogno dei medici non si possa colmare in questa maniera. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, consegna 3 targhe al valor civile. Si tratta di 3 uomini che ne hanno salvato un altro in procinto di annegare. Ci racconta tutto Giovanna Neri. Sindaco, oggi una targa per rendere onore ai militari che hanno dimostrato coraggio e hanno salvato delle vite umane in pericolo. È stato doveroso per me voler donare queste targhe e intitolarle a questi grandi finanzieri, a questi grandi uomini, per quello che loro fanno continuamente nella nostra città. Sì, è un episodio che abbiamo voluto premiare, ma è anche un simbolo, perché l'attività che sta facendo la Guardia di Finanza a Agrigento, che ringrazio tantissimo, come anche tutte le altre forze dell'ordine, stanno lavorando tantissimo, anche a volte nell'oscuro, forse il cittadino non sa e non vede bene quello che la loro attività è. Quindi un ringraziamento, ed è doveroso da parte dell'amministrazione comunale questo riconoscimento. Abbiamo premiato anche stamattina Antonio Piazza, il vigile del fuoco, e Benjamin, un ragazzo che lavorava in un chiosco, perché nel 18 agosto del 2021 hanno effettuato un salvataggio in mare, un signore che stava annegando, e immediatamente, prontamente i 2 si sono prodigati per salvare questa vita umana. Ringrazio particolarmente il sindaco per la sensibilità che in questa circostanza, ma anche in passato, ha dimostrato, la particolare vicinanza all'attività del corpo. Ha voluto premiare con una targa ricordo dei militari che nel corso di ordinarie attività di servizio si sono resi protagonisti di alcuni atti di salvataggio a favore della cittadinanza. In un caso hanno sventato un tentativo di suicidio e nell'altro sono intervenuti nel corso di un incendio, mettendo in salvo delle persone, in particolare un disabile che avrebbe avuto difficoltà a lasciare la casa e che quindi rischiava seri problemi alla propria incolumità e financo la vita nel caso in cui non ci fosse stato l'intervento. Manifesto ancora grande ringraziamento per la sensibilità del sindaco, che a nome suo e della cittadinanza con questa targa ha voluto
ringraziare il corpo per le proprie attività e garantiamo sempre la nostra presenza a favore della comunità cittadina. Niente, buongiorno, siamo qui oggi ad onorare un collega che interpreta i nostri valori, quindi siamo in festa, oggi siamo in festa per Antonio e per Benjamin. Ora le faccio una domanda sulla sua sindacatura ad Aragona, ecco come va? Guardi, la mia sindacatura sta andando bene. Devo dire che oggi Aragona ha 12 cantieri aperti, dalle chiese al Palazzo Principe, che a breve ridaremo, dopo 30 anni di chiusura, la possibilità di fruizione a tutti i cittadini e turisti che arriveranno, alle scuole, alle palestre, all'asilo nido. Quindi abbiamo quasi 15 milioni di euro di cantieri iniziati, stiamo lavorando sulle progettazioni del PNRR, abbiamo già presentato 3 progetti, un progetto per la riqualificazione del centro urbano, un progetto per l'efficientamento energetico del palazzo di città e un altro progetto per la sistemazione della scalinata Chiarelli, che diciamo si trova nel pieno centro della Piazza Umberto, della Chiesa del Rosario, del Palazzo Principe e della Chiesa Madre. Vogliamo puntare anche sul turismo, ma sul turismo si ci punta se ci sono le infrastrutture, se ci sono servizi che funzionano. Io spero da qua a qualche anno di poter inaugurare il completamento di tutte queste strutture e iniziare ad avere un paese, devo dire io, normale. Il default è già alle spalle? Il default è già alle spalle, abbiamo avuto approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'Interno, da qua a un mese andremo a fare il primo consuntivo del 2017 e a scalata andremo ad approvare tutti i bilanci. Comunque il bilancio comunale di Aragona è stato risanato, le imprese vengono pagate regolarmente, a differenza che quando sono entrato come sindaco nel 2017 c'erano difficoltà a pagare gli stipendi e le imprese non volevano fare i lavori perché non sapevano quanto venivano pagati. Oggi paghiamo regolarmente le imprese, quindi le imprese pagano regolarmente i dipendenti e devo dire i servizi sono... Un finanziamento in arrivo, ho saputo, anche per lo sviluppo, la promozione del territorio? Sì, abbiamo presentato dei progetti sia per l'APA digitale che per lo sviluppo del territorio e a breve abbiamo avuto notizie che saranno finanziati. Come abbiamo avuto notizie che questo l'abbiamo ceduto ad AICA, il progetto, diciamo che in una prima scrematura un progetto di 15 milioni di euro di fognature è stato superato, quindi ora andrà al Ministero e spero che venga finanziato e quindi andremo a chiudere l'anello di tutta la fognatura di Aragona e quindi la sistemazione di tutta quella che è la rete fognaria e il depuratore della città. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Tour nelle sedi delle Camere di Commercio siciliane per l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio, il nostro direttore Arturo Cantella. Visita dell'assessore alle attività produttive Tamaio fra le sedi delle Camere di Commercio siciliane. Si partirà giorno 26 a Catania e Messina per finire ad Agrigento presso la Camera di Commercio il 16 febbraio alle 11:30. Il tour dell'assessore regionale alle attività produttive servirà a incontrare gli imprenditori dell'isola e presentare i bandi regionali relativi al bonus energia e ripresa Sicilia, 2 misure messe in campo dal governo Schifani per andare incontro alle esigenze delle aziende siciliane. Il tour programmato partirà, come detto, il 26 gennaio dalle sedi di Catania e Messina. È propedeutico innanzitutto per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso gli imprenditori e le parti sociali, afferma l'assessore Tamaio, e inoltre per dare la massima diffusione ai contenuti di 2 importanti bandi predisposti dal mio Dipartimento. Le dotazioni finanziarie in oggetto possono essere un'occasione di grande sviluppo per supportare il più possibile le imprese attraverso strumenti finanziari volti ad aumentare la capacità di competere nel mercato globale. L'assessore Tamaio sarà inoltre a Palermo l'1 febbraio, a Siracusa il 2, a Ragusa il 2, a Trapani il 7, ad Enna il 9, per concludere quindi ad Agrigento, come già detto, il 16 febbraio alle ore 11:30.
Nel 2022 il Comune di Agrigento ha incassato più di 2 milioni di euro tramite la riscossione di condoni edilizi. Arturo Cantella. Incassati nell'anno 2022 più di 2 milioni di euro. In merito ai permessi da costruire ai condoni edilizi, a comunicarlo è l'assessore Gerlando Principato, che afferma come l'ottimo risultato del 2021 è stato confermato. Nel dettaglio, spiega l'assessore Principato, sono stati incassati 1.071.000 euro circa solo dalla riscossione dei condoni edilizi, 930.805 euro i permessi di costruire. Nei 2 anni di amministrazione Miccichè, afferma l'assessore Principato, abbiamo accertato un incasso complessivo di oltre 2 milioni di euro dalla riscossione dei condoni edilizi e circa 1.931.000 euro per i permessi di costruire. Numeri importanti per il nostro bilancio, conferma il sindaco Miccichè, che danno grande lavoro e merito svolto dal settore condoni e permessi di costruire del settore quinto in questi 2 anni di amministrazione comunale. Un risultato che rende particolarmente soddisfatto, afferma l'assessore Principato, perché in pochi credevamo nel raggiungimento dell'obiettivo, nella capacità e competenza degli uffici di portare avanti una grande mole di lavoro. Regolarizzare queste pratiche, lo ripetiamo, continua l'assessore Gerlando Principato, perché ne siamo convinti, elimina il freno al mercato, sblocca le compravendite, attive iniziative per la rigenerazione del territorio, garantendo entrate alle casse del comune di Agrigento. Penso che ci sono delle altre priorità. Quando in Sicilia ci metti più tempo da Palermo arrivare a Catania in treno che da Torino arrivare a Napoli, credo che ci siano delle emergenze, delle priorità che vengono prima. E credo che dall'altra parte serva anche avere un'idea precisa di sostenibilità ambientale di quello che noi vogliamo costruire. Quindi in questo senso penso che ci sia bisogno anche di quegli investimenti che rafforzino anche le attività industriali e che rafforzino anche la storia, la cultura di questi territori. Se la guardiamo da un certo punto di vista, l'Italia tutta è nel Mediterraneo e potrebbe essere in realtà il centro logistico, turistico, culturale del Mediterraneo. Quindi credo che serva fare sistema e credo che in questa fase occorra avere un'idea precisa di utilizzo dei fondi europei e allo stesso tempo un'idea di sistema che sia in grado di affrontare in modo diverso quello che è avvenuto in questi anni. E sicuramente c'è una battaglia da fare senza freni che riguarda il combattere l'illegalità, perché questo è un tema credo che è sotto gli occhi di tutti e in particolare occorre credo superare la logica degli appalti, dei sottoappalti, dei finti appalti, delle logiche al massimo ribasso, perché queste non solo stanno facendo arretrare i diritti di chi lavora, ma come è noto questi sono sistemi che permettono anche le infiltrazioni mafiose, malavitose, ed è sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto sostanzialmente in questi anni, quando uno dei più grandi processi contro l''ndrangheta viene fatto a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria, vuol dire in realtà che quello che è avvenuto in questi anni è che anziché unire il paese, la malavita organizzata è quella che si è allargata in modo molto forte. Siccome nei prossimi anni il nostro paese ha a disposizione miliardi da investire proprio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, credo che mai come adesso occorre alzare la guardia e occorre naturalmente utilizzare quelle risorse sia per far crescere il nostro paese sia per far crescere un sistema economico e aziendale sano che non abbia più queste infiltrazioni e questi limiti. Collocati ad Agrigento 38 contenitori per indumenti usati. Vediamo. In merito alla raccolta differenziata ad Agrigento sono stati installati 38 contenitori per l'abbigliamento e le scarpe usate. Sono già disponibili per l'utenza. Sul territorio agrigentino, nelle frazioni, gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese ISEDA, SEA e SEAP ne hanno collocati 3 lungo la via Mera, 5 lungo la via Caruso Lanza,
2 in via Dante, 3 in via delle Mura e 2 in via Duomo. I contenitori collocati anche nei quartieri periferici della città di Agrigento. Nello specifico 3 sono stati collocati al villaggio Perusso, 5 a Fontanelle, 6 a Monserrato, 4 al villaggio Mosè, 3 a Villa Seta, 1 a Montaperto, 1 a Giardina Gallotti. All'interno dei contenitori si potranno lasciare gli indumenti, la biancheria di vario tipo, le tende, le borse, le cinture, le scarpe, le coperte e i cappelli. Il modo migliore per conferire questo materiale è quello di lasciarlo all'interno di sacchetti chiusi, in modo che non si rovinino e possano essere utilizzati o riciclati al meglio. Non è possibile, inoltre, ed è consentito abbandonare sacchetti singoli e oggetti a ridosso dei contenitori. E in materia interviene anche il Codacons di Agrigento, che afferma come mentre al Labbro Pretorio spuntano le delibere di variante sulla raccolta differenziata per milioni di euro come fossero funghi, il sindaco annuncia l'installazione di 38 nuovi contenitori per abiti usati disseminati per la città, che diventeranno per il Codacons presso delle discariche, accessori di abbigliamento e biancheria. Come una rivoluzione, invece, si fanno 3 passi indietro da quanto è stabilito nel contratto con le isole ecologiche di prossimità. Noi affermiamo, ribadisce il Codacons, che l'iniziativa non sarà altro che l'ennesimo fallimento annunciato. Quest'anno abbiamo delle novità straordinarie per il servizio civile, per questo desideriamo anche promuovere questa possibilità data ai nostri giovani dai 18 ai 29 anni da compiere, quindi ai 28 anni già compiuti. Una esperienza straordinaria che riusciamo ad offrire a tanti giovani. Quest'anno abbiamo la possibilità di accogliere in Caritas ben 32 volontari del servizio civile universale in 8 sedi diverse, e la novità straordinaria di quest'anno è anche la possibilità che giovani provenienti dalla provincia, sia dalla parte ionica che dalla parte tirrenica, possono anche usufruire di questa possibilità in delle sedi che abbiamo fatto accreditare proprio in alcuni comuni della provincia. È un'esperienza unica, straordinaria, perché dà la possibilità dei giovani di venire a contatto anche con la comunità ecclesiale attraverso il canale della Caritas, che è della Chiesa e organismo pastorale. Per cui ci auguriamo che sempre più giovani riescano ad accostarsi a questo tipo di servizio, ad offrire il loro servizio, che diventa per loro anche un'opportunità di crescita. Vivere l'esperienza del servizio civile in Caritas significa intanto stare in un ambiente molto sereno, sia con i volontari colleghi sia con gli operatori. Consiste in una serie di attività esterni e interni. Tra le attività interne troviamo appunto la segreteria, quindi vivere proprio quotidianamente le attività della Caritas con gli utenti, accoglienza degli utenti, ascolto degli utenti sui loro bisogni. Mentre esternamente abbiamo prestato servizio in vari luoghi. È anche un'esperienza in cui si capisce il vero senso del servizio, sia rivolto agli altri che appunto verso se stessi, quindi si cresce sia personalmente che in relazione agli altri, si fa crescere anche gli altri. Oggigiorno manca, secondo me, un bagaglio di valori tale da potersi definire uomini o donne di valore. Quindi oggi il servizio civile è un'esperienza da fare proprio per avere questo bagaglio di valori che secondo me nella società di oggi manca molto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto. Uscire dalla violenza? Si può. Chiama telefono aiuto 0922 22 922
o 800 961 931. Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60.